Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Tra pochi istanti inizierà la partita valida per la 12ª giornata di andata del campionato di eccellenza che vede di fronte la Nuorese e il Lipunti. Ultime formalità di rito, noi ne approfittiamo per dare le formazioni iniziando per dovere di ospitalità dal Lipunti che schiera con il numero 1 Canalis, con il numero 2 Manca, con il numero 3 Ruiu, con il numero 4 Moro, con il numero 5 Chessa, con il numero 10 Ivan Del Rio, con il numero 7 Asara, con il numero 8 Fini, con il numero 19 Borrozzo, con il numero 17 Alessio Del Rio e con il numero 11 Andrea Usai, a disposizione dell'allenatore signor Cosimo Salis, Murru, Valpablo Viale, Madeddu, Peana, Pinna, Stefano Usai e Galante. La Nuorese risponde con congiunti Peana, Tuccio, Rocuzzo, Manfredi, Puzzu, Bulla, Stefano De Murtas, Ragazzu, Cocco e Vinci, a disposizione dell'allenatore signor Giuseppe Cantara. Abbiamo Calderaro, Farris, Alessio De Murtas, Mastio, Porcu, Piredda, Loi, Chironi e Perriale. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Sulla metà campo di sinistra la squadra padrone di casa, la Nuorese, che oggi gioca in maglia bianca con inserti verdi azzurri, in blu e celeste il Lipunti che in questo primo tempo attaccherà verso la curva nord dello stadio Franco Frogheri. Motivazioni opposte ma grande voglia di vincere anima le due formazioni. Lipunti ultimo in classifica con 4 punti, ha un bisogno disperato di fare appunto punti per scalare la graduatoria. Nuorese alla ricerca della continuità per frequentare le zone alte della classifica. La squadra di Giuseppe Cantara è reduce da 2 successi consecutivi che l'hanno portata al 7° posto in classifica. Ci sono stati diversi anticipi in questo campionato di eccellenza per quanto riguarda la 12ª giornata. Si è giocata ieri la sfida tra Ghilarza e Villa Cidrese che ha visto la squadra campidanese vincere con il punteggio di 2-1, successo esterno anche per il Castiadas sul campo del Taloro Gavoi 3-2, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Mario Fadda, e invece ha rispettato il fattore campo l'Ossese che ha avuto la meglio sull'Idolo Arzana con il punteggio di 3-0. Entriamo in cronaca con la Nuorese che gestisce questo pallone con Bulla, viene contrastato dall'intervento di Fini che guadagna la rimessa laterale, si incarica Ruiu sul settore di sinistra, va a cercare Borrozzu, la spizzata di Borrozzu a cercare Andrea Usai che viene anticipato dall'intervento di Peana, il lancio lungo di Peana a cercare Ragazzu è tutto chiuso. C'è l'intervento di Moro che oggi viene schierato come difensore centrale al fianco dell'ex di turno Andrea Chessa. Riparte la Nuorese con Rocuzzo, la sventagliata di Rocuzzo a cercare Vinci sul settore di sinistra, arriva la chiusura di Chessa che mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è in favore della Nuorese in zona d'attacco, si avvicina al punto di battuta a Tuccio, maglia numero 3. Dicevamo a 17 punti la Nuorese, nel mirino alcune posizioni di alta classifica per la squadra di Cantara che dopo le incertezze dell'inizio del campionato che hanno portato a 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 gare è riuscita a recuperare quota. Nuorese che poi ha subito una sola sconfitta nelle restanti partite nella gara giocata lo scorso 30 ottobre sul campo neutro di Torpè contro il Budoni. Nuorese che manovra dal basso con Manfredi, scambia con Tuccio, ancora per il difensore centrale argentino che gioca all'indietro per Congiunti. Ancora Manfredi, Tuccio prova a liberarsi dell'intervento di Alessio Del Rio, si accentra e poi serve Peana. Il lancio lungo di Peana a cercare Ragazzu, l'anticipo di Moro è puntuale, quindi è ancora lì punti con Alessio Del Rio, dialoga con Ivan Del Rio, quindi Fini messo giù, subentra nell'azione Ruiu ingaggia il duello con Bulla, lo vince di fisico Ruiu che punta a Puzzu, gioca al centro dove c'è il numero 11 Usai, quindi l'apertura di Ivan Del Rio
cercare un compagno sulla destra, si trattava di Alessio Del Rio, palla troppo lunga che finisce a fondo campo. Il numero 8 che viene, Stefano De Murtas, che viene a ricevere dal basso, lancio per Ragazzu, stoppa di petto Ragazzu, deve difendere il pallone dalla pressione di Ivan Del Rio, tocco verso Puzzu, all'indietro per Peana, Peana gioca su Manfredi, si avvicina a Cocco che scambia con il centrale argentino della Nuorese, ancora Cocco, gioca su De Murtas in posizione di playmaker, chiama l'azione Peana, Peana va via con una finta, poi apre nella zona di Ragazzu, viene chiuso dalla diagonale di Manca che lascia scorrere sul fondo, messa per i punti con Canalis che torna a prendersi i pali del punti dopo aver lasciato il posto nelle ultime partite a Samuele Murru, oggi in panchina. Il rilancio di Canalis nella zona di Peana, smorza per De Murtas, da questi a Tuccio, Tuccio serve Cocco, finta il passaggio Cocco, poi gioca su De Murtas, De Murtas in verticale a cercare Vinci, anticipato, riparte comunque la Nuorese con Tuccio che gioca all'indietro per Manfredi, da questi a Peana, quindi De Murtas gioca su Tuccio, il pallone a cercare Cocco, troppo lungo, chiude bene Chessa, Nuorese che prova ad assumere l'iniziativa del match. Adesso c'è una rimessa laterale in favore del Punti con Manca sul punto di battuta, Manca gioca su Chessa, ha ragione Andrea Chessa, coinvolge nell'azione Matteo Moro, nuorese di nascita, negli ultimi anni si è diviso tra Torres e soprattutto Budoni, classe 2001 con già un grande bagaglio di esperienza in quarta serie. Moro, pressato da Ragazzu, lancia lungo in una zona dove non ci sono giocatori degli punti, c'è Peana che gioca su Puzzu che viene anticipato dall'intervento di Andrea Usai, mette il pallone in fallo laterale, la rimessa è per la Nuorese con Puzzu che gioca sul solito Stefano De Murtas, De Murtas allarga sulla sinistra dove c'è Tuccio, Tuccio finta il passaggio a Vinci, poi gioca all'indietro per Manfredi, da questi ancora De Murtas, avvia De Murtas alla pressione del numero 7 Asara, quindi Tuccio che gioca ancora su De Murtas, si fa vedere Cocco tra le linee, Cocco pressato da Borrozzo riesce a scaricare su Vinci, riesce a girarsi Vinci, l'azione personale dell'ex giocatore del Guspini che si appoggia su Roccuzzo, quindi Tuccio, ancora Cocco, il pallone al centro per Ragazzu, esce Canalis, ma c'era anche la posizione irregolare del numero 9 della Nuorese che si tocca la schiena. Abbastanza pulito l'intervento in anticipo del portiere del Punti sul centravanti della Nuorese, di Punti che riparte con Ivan Del Rio che apre a sinistra dove c'è Ruiu, di prima intenzione il dialogo tra Ruiu e Fini, si accentra Ruiu, prova ad andare via De Murtas, ci riesce Ruiu che guadagna il centro, poi arriva la sporcata efficace di Stefano De Murtas, ma ancora Punti in possesso palla con Del Rio che gioca su Usai, il pallone al centro per Borrozzu, anticipa tutti Peana, ancora Punti in avanti con Manca, gioca con Usai, respinge De Murtas, quindi non va per il sottile Vinci che cerca Ragazzu, riesce a intercettare il pallone Ragazzu, si gira Ragazzu, poi mette il pallone di ritorno per Vinci troppo lungo, controlla l'uscita del pallone Asara e Punti che guadagna una rimessa laterale sul fronte opposto rispetto al nostro punto di osservazione. Non abbiamo ancora citato gli arbitri, a dirigere le operazioni di gioco il signor Federico Isu della sezione di Cagliari, assistito da Stefano Siddi, anche egli della sezione di Cagliari, e Nicola Azzori di Oristano che opera dall'altra parte rispetto
alla nostra postazione. Riparte il Lipunti con Chessa, dicevamo ex di turno, in forza alla Nuorese 2 anni fa Andrea Chessa. Chessa gioca su Ivan Del Rio, non c'è pressione, Del Rio prova a dialogare con Usai, in qualche modo il pallone arriva nella direzione di Manca, ma il pallone è troppo lungo, comunque toccato da un giocatore della Nuorese. Ci sarà rimessa laterale in favore della squadra ospite in zona d'attacco. Manca gioca all'indietro per Ivan Del Rio, pallone al centro a cercare Borrozzo, anticipato dall'intervento di Puzzu, prova a ripartire la Nuorese con Vinci, vince il rimpallo con Chessa, ma pallone che arriva poi a Matteo Moro che prova l'apertura sulla destra trovando pronto Tuccio, quindi Cocco cerca Vinci che viene anticipato dall'intervento di Manca, da Manca a Fini il tocco per Ivan Del Rio, quindi Usai. Il tentativo di passaggio per Alessio Del Rio intercettato da Rocuzzo. Rocuzzo gioca su Peana, da questi a Manfredi. Manfredi gioca su Stefano De Murtas che avanza, pallone in verticale per Ragazzu, la sponda a cercare Tuccio. Tuccio litiga un po' con il pallone, lo recupera il Lipunti con Chessa, adesso in azione di alleggerimento, tocca per Canalis, qualche brivido per questa giocata di Canalis, quindi Ivan Del Rio prova ad aprire sulla fascia destra dove c'è Usai, se non andiamo, no, Alessio Del Rio, tanto Fini prova la giocata intercettata dalla difesa della Nuorese, tanti errori in sede di passaggio in questa fase, quindi De Murtas a liberarsi di Usai, riparte la Nuorese. Fa con Tuccio sul settore con Vinci sul settore di destra, pallone al centro per Ragazzu, posizione irregolare del numero 9 della Nuorese che nel frattempo era stato anticipato in maniera efficace da Moro. Calcio di punizione per il Lipunti. Quando siamo al 10° minuto di gioco qui al Franco Frogheri, ancora 0-0 tra Nuorese e Lipunti, gara valida, ripetiamo, per la 12ª giornata di andata del campionato di eccellenza regionale. Tanto il gioco è fermo, Cocco va a restituire il pallone a Canalis che si incaricherà della ripresa del gioco. Battuta di Canalis corta per Andrea Chessa. Lancio lungo di Chessa, quindi Fini in qualche modo addomestica il pallone, poi Del Rio di prima intenzione. La sua apertura non trova Ruiu, rimessa laterale in favore della Nuorese. Puzzu cerca Ragazzu, tenta l'appoggio Ragazzu, non c'è fallo da parte di Usai, può giocare il Lipunti con Ruiu che mette in movimento Borrozzu, da questi a Fini, quindi a Sara affrontato da Vinci. Chiama all'azione Manca, il cross al centro di Manca, esce Congiunti, anticipa Borrozzo, appostato al centro dell'area. Rimette corto Congiunti nella zona di Stefano De Murtas, avanza la Nuorese, ancora con De Murtas gioca corto su Peana. Invita i suoi compagni al movimento e poi gioca corto ancora su De Murtas che si abbassa sulla linea dei difensori centrali. Qui Manfredi, da Manfredi a Cocco, si accentra a Cocco, pallone intercettato da Fini, sarà rimessa laterale in favore della Nuorese. Sul pallone Tuccio che gioca sul solito Stefano De Murtas, che ha già toccato un'infinità di palloni, quindi Ragazzu a stoppa di petto, lancia in profondità nella zona di Tuccio, pallone al centro, Bulla al volo e la palla in rete! Ha segnato la Nuorese, ha segnato Bulla, conclusione sporca di sinistro che non lascia scampo a Canalis, trova il vantaggio la squadra verde-azzurra
Al 13° minuto di gioco cambia il parziale al Franco Frogheri. Nuorese in vantaggio con il gol di Bulla, che oggi Cantara ha preferito a Perriale. Nelle ultime 2 partite la scelta era andata sul giocatore argentino e Bulla ripaga a pieno la scelta del suo allenatore, realizzando il gol del vantaggio della Nuorese. Quasi un fulmine a ciel sereno in quella che è stata una prima fase di studio senza acuti da una parte e dall'altra. Adesso vediamo se ci sarà subito la reazione del Lipunti. Vediamo Asara in possesso palla, gioca corto su Manca, da questi a Chessa. Chessa allarga per Moro su Ivan Del Rio, oggi in posizione da playmaker, gioca su Chessa, da questi ancora a Manca. Prolungato possesso palla per il Lipunti, il velo di Asara non trova Manca, che nel frattempo non si era sovrapposto, e dunque rimessa laterale in favore della Nuorese con Tuccio che gioca su De Murtas, ancora Tuccio, all'indietro per Manfredi, quindi congiunti, chiamato all'azione, serve Andrea Peana, osserva il piazzamento di compagni Peana, porta ancora avanti la sfera l'ex giocatore di Olbia e Arzachena, qui un rimpallo non lo favorisce. Prova a ripartire adesso il Lipunti con Fini che cerca di mettere in movimento Borrozzu. La svirgolata di Peana comunque efficace. Adesso c'è Cocco che lancia sul settore di sinistra dove c'è Bulla, che in qualche modo torna sul pallone. Serve Tuccio. Ancora Cocco. Il lancio di De Murtas a cercare Ragazzu, troppo lungo, esce Canalis, fa sua la sfera. Era buona comunque l'idea di Stefano De Murtas, cercare in verticale Mauro Ragazzu. Riparte adesso il Lipunti con Ivan Del Rio, gioca su Asara, ancora Fini che apre nella zona del numero 17 Alessio Del Rio, palla lunga e altra rimessa laterale in favore della Nuorese che è passata in vantaggio al 13° minuto con la rete di Bulla, che di prima intenzione messo alle spalle di Canalis sull'invito di Tuccio dalla sinistra. Intanto fischiato un controfallo probabilmente, così è, batte Manca nella zona di Ivan Del Rio che alza un campanile su cui arriva Tuccio per primo, no, sì, si trattava proprio di Tuccio. È arrivato anche il fischio dell'arbitro a comandare un calcio di punizione in favore della Nuorese. Manfredi sul pallone, gioca su Tuccio. Tuccio evita l'intervento di un avversario, gioca ancora su Manfredi, da questi a Congiunti. Congiunti serve Peana. Lancio lungo di Peana a cercare Vinci, riesce a stoppare il pallone Vinci, ma era in posizione irregolare l'ex giocatore del Guspini. È arrivata a puntuale la segnalazione del signor Siddi, che opera sotto nostra postazione. Riparte il Lipunti con Canalis, lancio a cercare Fini, troppo lungo il pallone sia per lui che per Andrea Usai, palla che finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa è per la Nuorese con Puzzu che cerca Roccuzzo, arriva il fischio dell'arbitro che anche in questa circostanza inverte la rimessa laterale. E Ruiu sull'out di sinistra gioca su Usai, prova ad accentrarsi Usai, gioca su Ivan Del Rio. Del Rio apre per Manca sul settore di destra,
il cross di Manca, facile preda di congiunti. Non c'erano maglie blu e celesti all'interno dell'area di rigore, facile la giocata per il portiere originario di Torralba, classe 2003, preferito anche in questa circostanza a Calderaro. Puzzu gioca su Vinci, contrastato da Ruiu, la rimessa laterale è per la Nuorese. Ancora Puzzu che gioca su Ragazzu, qualche problema nel controllo, recupera i punti con Usai che subisce il fallo di Roccuzzo. Arriva il signor Isu a redarguire verbalmente l'altro giocatore argentino della Nuorese. Sono 3 i giocatori argentini nell'organico di mister Cantara. Intanto ottimo stop a seguire da parte di Usai, che poi non riesce a tenere il pallone in campo sulla pressione di Puzzu. Notevole comunque il gesto tecnico di Andrea Usai, altro giovanissimo, classe 2002, uno dei 2 fuori quota scelti da Cosimo Salis per questa partita. L'altro, come già detto, è Matteo Moro, classe 2001. Intanto per un attimo aveva intercettato questo pallone Alessio Del Rio. Altra rimessa per la Nuorese, Ivan Del Rio. E qui altro errore nel passaggio, stavolta da parte di Asara, che aveva cercato di servire Manca, ha messo direttamente in out. Può recuperare la Nuorese. De Murtas, apertura di De Murtas a cercare Vinci, la sponda di Vinci per Cocco. Cocco allarga sulla destra per Puzzu, il cross al centro, ottimo intervento di Moro ad anticipare Ragazzu, quindi Ruiu si disimpegna anche con una certa eleganza. Del Rio gioca con Usai, quindi Ruiu, il suo rinvio viene toccato da un giocatore della Nuorese, palla che comunque resta in campo e qui si prende qualche rischio Stefano De Murtas sulla pressione di Fini. Qui Fini tenta di servire Usai che non controlla bene, Nuorese che torna in possesso palla con Manfredi. De Murtas gioca all'indietro su Congiunti, arriva la pressione di Antonio Borruzzu, riparte ancora la Nuorese con De Murtas che lancia nella zona di Ragazzo, anticipato fallosamente da Manca. Il suo intervento va sull'uomo prima ancora che sul pallone, guadagna un calcio di punizione la Nuorese. E Cocco che va sul pallone, tocca corto per De Murtas, ancora Cocco, quindi Puzzu si avvicina, vince a ricevere, Puzzu mette al centro nella zona di Ragazzo, anticipato, quindi Asara tocca su Manca, qualche problema nel controllo, poi riesce ad appoggiare su Andrea Chessa, pressato Chessa, il tocco centrale per Fini va via a Vinci che ritorna sul numero 8, lo scambio tra Ruiu e Fini, quindi Usai che punta a Puzzu che riesce a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa stavolta è per il Lipunti, la batte Manca, Ruiu scusate, da Ruiu a Fini, ancora per Ruiu, prova a guadagnare metri il numero 3 del Lipunti, in mezzo a 3 giocatori, pallone al centro, legge bene la situazione Tuccio che mette in fallo laterale, la rimessa è per il Lipunti. Sull'altro fronte c'è Ivan Del Rio, pallone per Borruzzo, anticipato da Peana, ci prova Usai dal limite dell'area, conclusione debole e imprecisa che finisce sul fondo. Ancora poche le occasioni in questa partita, con la Nuorese che ha avuto il merito di capitalizzare la sua unica vera occasione. Nuorese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bulla al 13°. Peana gioca su Puzzu per De Murtas, quindi Roccuzzo, ha spazio Roccuzzo, dialoga con Ragazzo, ancora Roccuzzo, impreciso il passaggio per Cocco, prova a ripartire il Lipunti con un lancio lungo per Borruzzo, pescato in posizione irregolare.
Calcio di punizione per la Nuorese, sul pallone Stefano De Murtas. De Murtas gioca su Manfredi, quindi Cocco, ancora Manfredi. Serve il piazzamento di Compagni, lancia a lungo Manfredi a cercare De Murtas, la spizzata direttamente nella zona di Canalis, che rimette in velocità servendo Moro. Da Moro a Ruiu, suo lancio viene contratto dall'intervento di Vinci, che mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per il Lipunti. Borrozzu stoppa il pallone, poi cerca Ruiu, interviene Vinci sulla linea di passaggio, mette il pallone in fallo laterale, dall'out di sinistra Ruiu cerca Borrozzu, stoppa di petto, mette giù il pallone Borrozzu, riesce a servire Usai, Usai porta a palla che a giudizio dell'arbitro è uscita e quindi sarà la rimessa in favore della Nuorese. Rimessa in favore della Nuorese, non è dello stesso avviso mister Salis, che protesta vibrantemente con il primo assistente. Qui non va a buon fine lo scambio tra Puzzu e Ragazzu. Rimessa per i Lipunti con Ruiu che mette in movimento Fini, l'anticipo di Puzzu, altro duello tra Ruiu e Vinci. Guadagna un calcio di punizione l'esterno d'attacco della Nuorese. Si avvicina a Congiunti per la battuta, chiama quindi i suoi compagni a salire. La battuta di Congiunti a cercare Ragazzu, in anticipo Moro, c'è il fallo, no, c'è il fuorigioco di Ragazzu in questa circostanza e dunque calcio di punizione per il Lipunti. Dobbiamo dire partita che non decolla, se escludiamo ovviamente l'azione del gol che ha portato in vantaggio la Nuorese, si è visto davvero poco in questi primi minuti. Qui Ivan Del Rio, l'apertura a cercare Alessio Del Rio, mette giù il pallone, poi non riesce a tornare sullo stesso, arriva la chiusura di Tuccio, Chessa gioca su Moro, da Moro a Ruiu, ancora per Moro il lancio lungo a cercare Borrozzo, arriva l'anticipo di De Murtas, quindi Puzzu lancia in avanti in una zona dove non ci sono compagni, ma la recupera Rucuzzo, quindi Ragazzu va via a Moro con il fisico Ragazzu, il gioco di gambe non incanta Andrea Chessa che chiude molto bene in fallo laterale. Parte De Murtas a Manfredi, ancora sull'ex giocatore di Carbonia e Ghilarza. De Murtas, cerchio di centrocampo, il lancio lungo a cercare Vinci che finisce a terra, ma ha commesso fallo il numero 11 della Nuorese su Ruiu e dunque il calcio di punizione è per il Lipunti. Provato di mestiere Vinci a liberarsi del suo diretto avversario, non ci è riuscito, adesso riparte il Lipunti con Fini, sbaglia Fini, intervento di Rocuzzo, quindi De Murtas che gioca su Puzzu, lancio lungo a cercare Ragazzo e in anticipo Moro, quindi Usai perde palla, la recupera Vinci che prova a lanciarsi sul fondo, il cross di Vinci, arriva la chiusura di Chessa, ma poi Puzzo alimenta l'azione, Chessa di testa mette in calcio d'angolo. C'era appostato Ragazzo alle spalle del centrale del Lipunti, la chiusura di Chessa non pulitissima ma comunque efficace. Nuorese che guadagna un tiro dalla bandierina di destra, si avvicina il capitano Fabio Cocco, traiettoria col destro quindi a uscire.
l'angolo di Cocco, battuta bassa, mette fuori Asara, ancora nella zona di Cocco, ha una seconda possibilità il capitano, la mette stavolta con il sinistro, ancora Asara di testa, quindi Usai anticipato dall'intervento di Manfredi che gioca su Tuccio all'indietro dove c'è Puzzu come ultimo uomo, quindi Puzzu scambia con De Murtas, da questi a Peana, ancora per Puzzu, va a risistemarsi la Nuorese, tanto pallone in avanti a cercare Bulla in verticale per Ragazzo, arriva provvidenziale la chiusura di Manca, la posizione di Ragazzo stavolta era regolare, guadagna un altro calcio d'angolo la Nuorese, stavolta dalla bandierina di sinistra. Si avvicina Cocco al punto di battuta senza troppa fretta, un po' in linea con i ritmi di questa partita. Capitano Fabio Cocco, pallone al centro, attenzione alla respinta di Moro, tanto l'arbitro ha ravvisato un fallo in attacco e dunque stavolta il calcio di punizione è per il Lipunti, con Canalis che va a sistemare il pallone, gioca corto su Chessa, da Chessa a Ivan Del Rio, ancora per Chessa, quindi Canalis gioca alla sua sinistra dove c'è Moro per Chessa, quindi Manca, ancora su Chessa, serve il piazzamento della prima linea Chessa, il lancio lungo intercettato dall'intervento di Manfredi che mette in movimento Cocco, il pallone filtrante di Cocco a cercare Bulla in mezzo dove c'è Moro, provvidenziale il suo intervento, ma attenzione perché Bulla stava per rinvenire sul pallone, arriva in anticipo Canalis e rimette in movimento i suoi compagni, con la precisione Asara che gioca su Ivan Del Rio, da Ivan Del Rio ad Alessio Del Rio, ancora Ivan Del Rio, apre dove c'è Moro, gli lascia il pallone Ruiu, Moro gioca in verticale per Fini, non riesce a intercettare il pallone, ci arriva Peana, ancora li punti avanti con Ivan Del Rio, Ruiu, Moro, quindi Chessa, il rilancio di Chessa a cercare Alessio Del Rio, anticipo di Puzzu, quindi Vinci ha il problema di girarsi, guadagna un calcio di punizione. Sarà Peana a incaricarsi della ripresa del gioco. Peana cerca Ragazzo, anticipato dall'intervento di Moro che poi si prodiga per tenere il pallone in campo senza riuscirci. La rimessa è per la Nuorese. Puzzu si stacca Ragazzo, ancora per Puzzu. Il pallone per Roccuzzo che in qualche modo riesce a mettere giù la sfera. Il cross di Roccuzzo che guadagna un calcio d'angolo. Qualche problema per Moro che ha preso una pallonata in pancia. Rimane a terra il numero 4 del Lipunti. Che adesso si rialza mentre il capitano della Nuorese Fabio Cocco va a battere quest'altro calcio d'angolo in favore della squadra di casa. La battuta di Cocco verso il centro dell'area, mette fuori Ivan Del Rio, quindi Alessio Del Rio, scusate, Usai prova a sporcarla, quindi Roccuzzo apre nella zona di Cocco che in qualche modo si impossessa del pallone, ma poi è efficace la chiusura di Fini che fa rimbalzare il pallone sul capitano della Nuorese e guadagna la rimessa laterale. Alla battuta Ruiu
quindi Ivan Del Rio nella zona di Borrozzo, che in qualche modo si impossessa del pallone, lancia in profondità per Alessio Del Rio, duello in velocità con Puzzu. Puzzu riesce in qualche modo a recuperare il pallone, poi con la complicità di Manfredi riesce a effettuare il disimpegno. Ancora lì punti in zona d'attacco con Fini fermato da Roccuzzo, serie di batti e ribatti. Intanto ancora squadra ospite in possesso palla con il cross al centro nella zona di Borrozzu, chiude bene Tuccio e quindi Peana rilancia per la Nuorese. Adesso c'è Vinci in campo aperto per un contropiede, Vinci affronta Moro 1 contro 1, il verticale per Ragazzu, va Ragazzu, la chiusura di Canalis con la complicità di Chessa, in velocità la Nuorese, pericolosissima. Era stato pericoloso anche il Lipunti nell'azione precedente. Si infiamma la partita con questo tentativo di Mauro Ragazzu chiuso in tandem da Canalis e Chessa. Chessa rimane a terra, intanto si rialza il numero 5, tra gli altri anche ex Sorso. C'è ancora Cocco sul punto di battuta. La battuta di Cocco, pallone al centro, messo fuori dall'intervento di Del Rio, quindi De Murtas. Altra pallone al centro, interviene Chessa, quindi riparte il Lipunti con Asara. Apertura nella zona di Fini, chiuso dall'intervento in scivolata di Peana. Può ripartire la Nuorese in contropiede, qui l'esterno di Cocco troppo arretrato per Bulla, che deve tornare indietro a prendersi questo pallone. Avanza Bulla, da Bulla a Ragazzu, spalle alla porta contro Chessa. Ragazzu tocca all'indietro per Cocco, che ha il pallone sul sinistro, converge Cocco, che poi gioca all'indietro nella zona di Manfredi. Ancora Cocco, pressato da Usai, inizio ancora per Manfredi, che torna all'indietro da Congiunti. Congiunti apre su Peana, pallone leggermente corto, riesce comunque ad arrivare in anticipo su Borrozzu Andrea Peana, quindi De Murtas gioca su Manfredi, da Manfredi a Tuccio, Tuccio per De Murtas, si gira De Murtas e gioca ancora all'indietro nella zona di Manfredi, all'indietro per Congiunti. Manfredi, lancio lungo a cercare Vinci e in anticipo Ruiu mette il pallone fuori nella zona di De Murtas, che alimenta il tema offensivo della Nuorese allargando sulla sinistra nella zona di Tuccio, che dialoga con Cocco, da Cocco a Bulla, il pallone passa, attenzione, Bulla viene messo giù e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Era appena dentro l'area il fantasista di Ala dei Sardi, la sua finta e il fallo subito da Bulle, dunque calcio di rigore in favore della Nuorese quando siamo al 35esimo minuto. Sul pallone Mauro Ragazzu e la Nuorese che ha l'opportunità di allungare. Ragazzu contro Canalis. Arriva il fischio dell'arbitro. Ragazzu trova l'angolino e la Nuorese raddoppia al 35esimo minuto. I Barbaricini fanno 2-0. Poche folate sono più che sufficienti alla Nuorese per indirizzare il risultato. Qui il tocco in verticale di Cocco per Bulla, che è stato bravo a conquistare il calcio di rigore che Ragazzu ha trasformato per il 2-0. E adesso si fa sempre più dura per il Lipunti, che senza subire particolarmente si ritrova sotto di 2 gol.
Qui ci prova Del Rio dalla lunghissima distanza e questo sicuramente non è un buon segnale. Forse un po' di nervosismo e sicuramente carenza di idee per la squadra sassarese, che non deve perdere la calma, manca ancora tanto. Ancora Nuorese in attacco con Bulla, contrastato da Manca. C'è il fallo ai danni del numero 7 della Nuorese, calcio di punizione per i verdi-azzurri. De Murtas gioca su Congiunti. Manfredi, De Murtas ancora per Manfredi. Quindi De Murtas la chiede a sotterra ragazzo, viene ignorato. De Murtas gira su se stesso e poi mette in movimento Tuccio. Lancio per Bulla, l'arresto di Bulla, arriva Chessa in anticipo. Altra giocata interessante, quella dell'esterno della Nuorese. Qui Manfredi spedisce il pallone in avanti, quindi Del Rio per Fini, allarga nella zona di Alessio Del Rio che non riesce a tenere il pallone in campo, troppo lunga l'apertura di Fini. Riparte la Nuorese con Stefano De Murtas che allarga su Tuccio, difficoltoso il controllo di Tuccio che comunque riesce a chiudere su Usai. Parte dalle retrovie i punti con Manca, Ivan Del Rio. Quindi Asara, il suo lancio verso Borrozzo, intercettato da Rocuzzo. Rocuzzo dialoga con Cocco. Da Cocco a De Murtas che apre nella zona di Peana. Peana gioca su Puzzu. Puzzu cerca Vinci, non ci riesce. Si chiude bene il Lipunti che ora prova a ripartire con Alessio Del Rio. Affrontato da Puzzu. La rimessa è per la Nuorese. Tra le proteste di Alessio Del Rio, secondo l'assistente è stato lui l'ultimo a toccare il pallone, dunque può ripartire dall'auto di destra la Nuorese con De Murtas. De Murtas gioca all'indietro su Congiunti, poi subisce fallo il numero 8 della Nuorese. Calcio di punizione. Porta il pallone in avanti Congiunti, sarà lui a battere questo calcio di punizione. Vediamo la battuta di Congiunti a cercare ragazzo, in anticipo Moro, quindi Chessa non va per il sottile, lancia in avanti in una zona dove non ci sono compagni di squadra. Troppo lontana la palla per Borrozzu. La rimessa è per la Nuorese con Puzzu. Si fa vedere ragazzo. Quindi pallone per Vinci. Qui Vinci commette fallo. Dunque calcio di punizione per il Lipunti. Ivan Del Rio sul pallone. La battuta a cercare Borrozzu, non ci arriva nessuno, ci arriva Congiunti che abbranca il pallone in presa. Intanto Congiunti rimette per De Murtas, da questi a Cocco. Di prima intenzione per Tuccio che era troppo avanti, quindi rimessa per il Lipunti. Vediamo Fini. Fini gioca su Ivan Del Rio. Quindi Chessa, da Chessa a Moro, prova ad alzare il baricentro il Lipunti con Moro che tenta di servire Borrozzu, in netto anticipo Puzzu, lascia scorrere Alessio Del Rio. Ora Lipunti in avanti con Asara, l'imbucata per Alessio Del Rio, inseguito da Puzzu. Alessio Del Rio difende palla, poi riesce a metterla al centro in una zona dove c'è Cocco, quindi ragazzo pressato da Moro. C'è il fallo ai danni del centravanti della Nuorese. Calcio di punizione in favore dei verdi-azzurri. 19 anni di differenza tra i due giocatori.
classe 2001 Matteo Moro, classe 82 Mauro Ragazzu. C'è Congiunti sul punto di battuta di Congiunti a cercare Vinci, la spizzata per Ragazzu, la posizione regolare, va Ragazzu, la respinta di Canalis, siamo ancora lì con Mauro Ragazzu che va via, Moro, e poi colpisce il palo con un colpo d'esterno. Aveva tentato la giocata di fino Mauro Ragazzu, il palo a dire no alla doppietta del centravanti della Nuorese. Bella giocata questa di Mauro Ragazzu, non ha avuto fortuna, intanto siamo già dall'altra parte ma l'apertura di Fini è imprecisa, arriva Puzzu, quindi Peana lancia in una zona dove non ci sono maglie bianche, c'è invece Asara gioca in verticale per Borrozzo, anticipato, può ripartire la Nuorese a tutta velocità con Cocco che va via a Ivan Del Rio, poi in qualche modo vince un rimpallo, Bulla, pallone di ritorno per Cocco. Chiude bene Manca, aveva tentato un'altra ripartenza veloce la Nuorese, quindi Del Rio lancia in avanti, troppo avanti per Borrozzo, fa buona guardia Manfredi. Quindi Congiunti sulla timida pressione di Borrozzo prende il pallone con le mani, un sistema a terra, lancia in profondità, cercare Ragazzo, anticipato da Chessa, quindi il colpo di testa di De Murtas, Tuccio riesce a tenere il pallone in campo e poi c'è il fallo di Manca su Bulla, una spinta del terzino destro del Lipunti viene sanzionata sì, dal direttore di gara con il calcio di punizione in favore della Nuorese. Sul pallone Fabio Cocco, vengono avanti i saltatori dalle retrovie, tanto Cocco batte corto su Tuccio, il pallone al centro, il colpo di testa di Ragazzu, palla a lato non di molto, cresce la Nuorese in questi ultimi minuti. E intanto l'arbitro segnala un minuto di recupero. Siamo davvero in chiusura di questo primo tempo giocato sotto ritmo, ma in cui la Nuorese ha saputo sfruttare al meglio le sue occasioni, trovando questo doppio vantaggio. Intanto qui un altro errore in sede di passaggio per i giocatori del Lipunti, e Nuorese che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. C'è Tuccio sul punto di battuta, Tuccio serve Bulla, pressato da Manca, Bulla lascia Tuccio, ma c'è la posizione irregolare del terzino sinistro della Nuorese. Pallone per Canalis, vediamo se ci sarà la possibilità di imbastire un'ultima azione offensiva, il rinvio di Canalis a cercare Borrozzu, l'anticipo di Borrozzu, ma fa buona guardia Peana sull'inserimento di Usai e su questa azione si chiude il primo tempo, squadra a riposo con la Nuorese in vantaggio per 2-0 per effetto dei gol di Bulla al 13° minuto e Ragazzu al 35° su calcio di rigore. Noi diamo la linea alla regia, torneremo tra un quarto d'ora circa per il racconto della ripresa. Rientriamo dal Franco Frogheri per l'inizio del secondo tempo della gara valevole per la 12ª giornata di andata del campionato di eccellenza regionale tra Nuorese e Lipunti, prima frazione che si è conclusa con i padroni di casa avanti per 2-0. I gol sono stati realizzati da Bulla al 13° minuto su invito dalla sinistra di Tuccio e da Mauro Ragazzu al 35° su calcio di rigore propiziato dallo stesso Bulla, che è stato messo giù da Manca all'ingresso dell'area di rigore sugli sviluppi di un filtrante del capitano Fabio Cocco. Dovrebbero esserci dei cambi alle viste per quanto riguarda il Lipunti. Sta preparando a entrare il numero 13 Gabriel Valpablo. Non siamo riusciti a vedere qual è il giocatore
che è stato sostituito. Andiamo un po' a memoria, vedere un po' i giocatori che sono rimasti in campo. Dovrebbe trattarsi di Asara, il giocatore sostituito. Non vediamo infatti il numero 7. No, Asara è qua sotto la nostra postazione, diciamo che la lavagnetta luminosa del Lipunti non è stata girata verso la tribuna. Intanto inizia il secondo tempo con Valpablo a giocare il suo primo pallone per Moro, la sventagliata sul settore di sinistra dove puntuale la chiusura di Vinci su Manca. Stesso Manca va a battere la rimessa laterale nella zona di Chessa, da Chessa a Moro. Chessa gioca all'indietro su Canalis. Il rilancio di Canalis a cercare Borruzzo, anticipato dall'intervento di De Murtas, quindi ragazzo, ancora De Murtas, serie di batti e ribatti, ma c'è una segnalazione dell'arbitro per una posizione irregolare di Mauro Ragazzu, direttore di gara che fa rettificare il punto di battuta del calcio di punizione. Tanto il giocatore che ha lasciato il campo nel Lipunti è il numero 10 Ivan Del Rio. Gli altri sono tutti in campo. Qui la spizzata di Borrozzu, in anticipo c'è Peana, spinto da Usai, calcio di punizione per la Nuorese. Zoppica Peana a seguito della carica subita, mentre Congiunti andrà a battere questo calcio di punizione per la squadra di casa. Il suo rinvio nella zona di Ragazzu anticipato da Valpablo, quindi Tuccio sul settore di sinistra prova il filtrante, ha una seconda occasione Tuccio che dialoga con Rocuzzo, da questi a Vinci per Ragazzu, perde l'attimo Ragazzu per la conclusione, quindi Cocco contrastato da Moro fallosamente, calcio di punizione in favore della Nuorese. Aveva provato a fuggire sul settore di sinistra Fabio Cocco, è arrivato l'intervento irregolare di Matteo Moro e dunque calcio di punizione in favore della squadra di casa, con lo stesso Cocco sul punto di battuta dall'altezza del lato corto dell'area di rigore, lato corto di sinistra. Sono arrivati intanto i saltatori dalle retrovie. Arriva il fischio dell'arbitro. La battuta di Cocco respinta da Usai in barriera. Poi mette fuori lo stesso Usai in una zona dove non ci sono giocatori del Lipunti. C'è Congiunti che lancia in profondità proprio verso Cocco, tenta l'aggancio volante il capitano. Il pubblico applaude alle intenzioni, ma Cocco non è riuscito a tenere il pallone in campo. Riparte il Lipunti con Valpablo nella zona di Borrozzu, la spizzata a cercare Usai, chiude bene Peana che poi ha qualche esitazione. Serve Puzzu che si rifugia in fallo laterale. Rimessa è per il Lipunti con Ruiu. Chiude tutto Rocuzzo. Da Rocuzzo a Ragazzu, il pallone giocato da Ragazzu viene recuperato dai giocatori del Lipunti. Poi rinviene Rocuzzo che serve Cocco. Cocco va via Del Rio e poi mette in movimento Tuccio sul settore di sinistra. Da Tuccio a Vinci. Vinci cerca l'1 contro 1, poi mette un pallone al centro
troppo lontano dalla disponibilità di Ragazzu, lascia scorrere sul fondo Canalis che rimette velocemente su Chessa, ricomincia dal basso il Lipunti con Andrea Chessa che gioca all'indietro nella zona di Canalis. Il rinvio di Canalis a cercare Del Rio, l'anticipo di De Murtas, poi non riesce ad agganciare il pallone Bulla sulla pressione di Manca. Ancora Lipunti in possesso palla, il rilancio di Chessa nella zona di Borrozzu che rincorre il pallone, Peana è in netto anticipo, serve Bulla anticipato da Ruiu, commette fallo Bulla, una manata al volto del terzino sinistro del Lipunti. Ci sarà calcio di punizione in favore della squadra sassarese. Sul punto di battuta vediamo Asara, vengono avanti anche Chessa e Moro per la squadra ospite. Sistema l'unico giocatore in barriera congiunti, si tratta di Fabio Cocco. La battuta di Asara verso il centro dell'area, arriva Manfredi di testa e poi ci prova Vinci, alimenta l'azione la Nuorese con Manfredi, la sventagliata verso Cocco, Cocco entra in possesso palla, converge Cocco, la palla sul sinistro, il tiro di Cocco, centrale, alza il pallone sopra la traversa Canalis. Buona azione in contropiede questa della Nuorese, orchestrata da Manfredi, ci ha provato col sinistro Fabio Cocco, si è fatto trovare pronto Canalis a mettere alta sulla traversa, la conclusione potente ma centrale del capitano verde-azzurro, squadra verde-azzurra ovviamente oggi in maglia bianca, è lo stesso Cocco che va sulla bandierina di destra. Pallone al centro, messo fuori da Chessa, quindi qui l'intervento forse falloso di Rocuzzo, lascia correre l'arbitro che non lascia correre sulla carica di Tuccio ai danni di Alessio Del Rio. Calcio di punizione in favore del Lipunti. Canalis osserva il piazzamento dei compagni, lancia in profondità, esce con Giunti, prendendosi qualche rischio, comunque efficace l'intervento dell'estremo difensore della Nuorese. Pallone per Tuccio, prova a liberarsi di un avversario, si rifugia in De Murtas, la De Murtas a Ragazzu, Ragazzu tocca ancora all'indietro per De Murtas che apre sulla destra nella zona di Bulla, lo stop di Bulla che prova ad andare via a Ruiu che in questa circostanza è attento, gli tocca via il pallone che resta comunque tra i piedi dei giocatori della Nuorese. Qui Puzzu sulla destra, Puzzu cerca collaborazione con Bulla, guadagna una rimessa laterale. Lo stesso Puzzu sull'out di destra pensa di servire Rocuzzo, poi cambia idea, gioca su Bulla che dialoga con Rocuzzo, entra in area il giocatore argentino e qui c'è la deviazione di Moro in calcio d'angolo, si lamentano i giocatori della Nuorese per un possibile tocco con la mano, non è dello stesso avviso il signor Isu che comanda il tiro dalla bandierina. Ancora Cocco, traiettoria a uscire, pallone al centro dell'area, Ragazzu di testa e arriva il gol del 3-0, lo realizza Mauro Ragazzu.
che anticipa tutti e la mette dove Canalis non può arrivare. E in apertura di ripresa la Nuorese realizza il 3-0 all'8° minuto di gioco. Dilaga la squadra di Mister Cantara. Atteggiamento sornione quello della Nuorese, che si difende senza particolari difficoltà davanti a un Lipunti che in fase offensiva potrebbe sicuramente fare qualcosa in più, ma che oggi paga anche due importanti assenze nel reparto offensivo, quelle di Oggiano e Tenerelli. Ne approfitta la Nuorese che, senza alzare particolarmente i ritmi, ha trovato anche il terzo gol, ancora con Mauro Ragazzu, doppietta personale per il centravanti dopo il primo gol realizzato da Bulla. Ancora Nuorese in possesso palla con De Murtas, quindi Puzzu gioca all'indietro verso Congiunti, di prima intenzione Congiunti a cercare Ragazzu, controllo difficoltoso di Val Pablo, forse anche con un braccio, se la cava il giocatore argentino del Lipunti che imposta l'azione dei suoi con Ruiu che manda avanti nella zona di Borruzzo, esce in anticipo netto Congiunti, riparte la Nuorese con Vinci fa fuori un avversario, poi fa fuori anche Fini, arriva l'anticipo di Chessa, toccato duro dal numero 11 della Nuorese che subisce il primo provvedimento disciplinare della partita, arriva il primo cartellino giallo da parte del signor Isu all'indirizzo di Matteo Vinci, dunque primo ammonito della gara. Aveva tentato l'azione personale Vinci, ma è stato bravo Chessa a leggere bene la situazione e ad anticipare il numero 11 della Nuorese. Riparte i punti ancora con Val Pablo, da Val Pablo a Del Rio che fa proseguire verso Manca, affrontato da Tuccio, Manca, doppio rimpallo, pallone che resta in campo con Vinci che serve Cocco, controllo difficoltoso di Cocco, contrastato da Val Pablo. Stavolta non arriva il provvedimento disciplinare che il pubblico del Frogheri chiedeva a gran voce, quindi Manfredi tocca per Vinci, alla cieca per Cocco, si chiude bene la difesa degli punti, ma la Nuorese resta in possesso palla con Manfredi che gioca all'indietro per Congiunti, quindi Peana sul settore di destra, da Peana a Bulla, Bulla fa proseguire per Rocuzzo, quindi Puzzu alto sulla destra, Puzzu mette il pallone al centro dove c'è Vinci che tocca su Cocco, Cocco il lob a servire Ragazzu, legge bene la situazione Canalis, ma c'era anche la posizione irregolare di Ragazzu, comunque buona l'idea di Cocco per il suo compagno di squadra, ha scattato però al di là della linea dei difensori, siamo già dall'altra parte con il Lipunti che manovra sulla destra dove c'è Del Rio, da Del Rio a Val Pablo per Usai, ancora Val Pablo, il pallone sulla sinistra dove c'è il numero 7 Asara affronta Puzzu 1 contro 1, prova ad andare via Asara con le finte, ci riesce Asara a guadagnare il fondo dalla sinistra, Asara dalla linea di fondo cerca di sorprendere Congiunti che mette il pallone in calcio d'angolo. Finalmente si vede anche il Lipunti in zona d'attacco, ci ha provato d'astuzia Asara, è stato attento in questa circostanza Congiunti, guadagna comunque un calcio d'angolo la squadra ospite, mentre alle viste potrebbe esserci un cambio nelle file della Nuorese. Vediamo a bordo campo il numero 20 Periale, ma intanto c'è anche un giocatore a terra, si tratta di Congiunti a seguito dell'intervento che ha frustrato il tentativo di Asara. Massaggiatore in campo, intanto la Nuorese effettua il cambio con Periale che prende il posto di Matteo Vinci, salutato dall'applauso del pubblico di casa. Intanto gioco che ancora non riprende, ancora a terra Congiunti.
che guadagna il suo posto tra i pali. Calcio d'angolo per il Lipunti dalla bandierina di sinistra. Il cross a rientrare, a cercare fuori dall'area del Rio. Legge bene la situazione Cocco. Val Pablo in posizione da ultimo uomo, si prende un rischio enorme Val Pablo, ma poi la sua giocata è efficace, in qualche modo alimenta l'azione Chessa. Quindi Fini mette il pallone al centro, Congiunti smanaccia, recupera la posizione e mette in calcio d'angolo. Provato a sorprendere l'estremo difensore verde-azzurro Fini con questo tiro cross, o forse si trattava di Asara, sì, del numero 7, mentre Fini lo vediamo adesso andare a battere questo corner dalla bandierina di destra, traiettoria a rientrare. La battuta di Fini sul primo palo fa buona guardia Peana, quindi riparte la Nuorese con Bulla. Bulla lancia in profondità per Cocco, il velo di Cocco per Periale che poi litiga un po' con il pallone, ma riesce a servire Cocco, altro velo a cercare Ragazzu, ma si chiude la difesa del Lipunti, provvidenziale Andrea Chessa. Riparte ancora la Nuorese comunque con Tuccio. Tuccio a Chessa, quindi Peana. Peana allarga sulla destra dove c'è Puzzu che riceve alto, prova a guadagnare il fondo. Puzzu inseguito da due giocatori dei Punti, da Asara e da Ruiu, che gli tocca via il pallone in fallo laterale. Messa in zona d'attacco per la Nuorese. Puzzo osserva i movimenti dei compagni, riesce a mettere in mezzo per De Murtas, pallone al centro, legge bene la traiettoria a Chessa che anticipa Ragazzu, ma ancora Nuorese in possesso palla con Rocuzzo, da Rocuzzo a Peana che sulla pressione di Borrozzu rilancia in avanti, ancora Nuorese, ma è il Lipunti stavolta che riconquista il pallone con Alessio Del Rio in campo aperto. Del Rio anticipato da Peana che va a chiudere in maniera efficace, guadagna anche la rimessa laterale il centrale della Nuorese. C'era Borrozzu tutto solo sulla sinistra, è stato ignorato da Del Rio. Potenzialmente una buona occasione questa per il Lipunti per cercare di tornare in partita. Tanto altro cambio nelle fila della squadra ospite. Sta per entrare Davide Viale con il numero 14. Lascia il posto proprio Alessio Del Rio, se non andiamo errati, maglia numero 17 ci pare di vedere. Sì, è Alessio Del Rio a lasciare il campo, al suo posto Viale. Il ragazzo arretra per farsi dare questo pallone. Lo scambio con Tuccio che guadagna un'altra rimessa laterale. Tuccio lancia in avanti per Bulla, spinto vistosamente da Manca, ma non è dello stesso avviso l'arbitro che fa ampi cenni per proseguire. Qui Val Pablo tenta il dialogo con Fini, subentra nell'azione Usai, contrastato da Periale. Usai riesce ad aprire sulla sinistra dove c'è Asara, va via Asara che riesce a mettere per Ruiu il cross intercettato da Congiunti. Non si trattava di Ruiu, ma credo del numero 11 Usai, no, neanche di lui. Dovrebbe trattarsi del numero 8 Fini, è stato lui a mettere questo cross al centro. Intercettato facilmente da Congiunti che rimette sul settore di sinistra, non riesce Bulla a tenere il pallone in campo. Parte il Lipunti con Viale. Viale contrastato da Bulla, riesce comunque a tenere il pallone, poi lo perde, arriva Cocco. Cocco lancia nella zona di Ragazzu, Chessa fa valere la maggior velocità e poi riesce anche a evitare il calcio d'angolo
non la rimessa laterale. Non è riuscito a tenere il pallone in campo Manca. Dunque ancora Nuorese in zona d'attacco. Tuccio serve Ragazzu. Ragazzu guadagna la linea di fondo, la mette al centro. Puntuale la chiusura di Moro. Qui l'anticipo di Tuccio, falloso su Valpablo. Calcio di punizione per gli ospiti. Valpablo lascia Canalis. Battuta lunga di Canalis a cercare Borrozzu, contrasto con Manfredi che ha la meglio, quindi Valpablo di testa ad alimentare l'azione, ma ancora Manfredi che non va per il sottile. Quindi li punti con Viale, anticipato Borrozzu dall'intervento di Manfredi. C'è un battibecco tra i due giocatori. Segnalata l'azione fallosa di Antonio Borrozzu su Manfredi. De Murtas gioca su Peana. Peana in verticale per Perriale, dialoga con Rocuzzo. Rocuzzo sulla destra per Puzzo, ha spazio per il cross, lo mette troppo basso. Intercetta Ruiu e mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per la Nuorese. Da Puzzo a Perriale, pallone che non arriva a destinazione per la chiusura di Fini in collaborazione con Asara, ma ancora Nuorese in possesso palla, lanciato in profondità Rocuzzo, chiuso da Ruiu. Forse a evitare un calcio d'angolo il numero 3. Ancora Nuorese in possesso palla, c'è Perriale, tenta il tiro di sinistro dal vertice dell'area di rigore, facile per Canalis che rimette in movimento i suoi. Qui Valpablo Viale, quindi Manca tenta la battuta lunga in una zona dove non ci sono compagni di squadra, quindi pallone che non viene messo a terra da nessuno. Lo fa adesso Rocuzzo. Rocuzzo gira intorno a Borrozzu, poi gioca all'indietro nella zona di Congiunti, porta il pallone fuori dall'area di rigore Congiunti che poi mette in movimento Manfredi. Alla lunga di Manfredi a cercare Ragazzu, ancora una volta Chessa fa valere la maggior velocità e va in anticipo sul numero 9 della Nuorese che resta a terra. Si rialza comunque prontamente Ragazzu. Siamo già dall'altra parte con Usai ingaggia l'1 contro 1 con Peana che è puntuale nella chiusura, mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per il Lipunti con Asara che gioca su Fini, si accentra Fini, poi sulla pressione di Perriale allarga su Asara, quindi ancora Fini, ancora efficace però la pressione di Perriale, quindi il lancio proprio a cercare l'attaccante argentino sulla destra, pallone che finisce in fallo laterale, imprecisa la giocata stavolta di Rocuzzo, quindi Canalis il suo rinvio a cercare Asara, la chiusura di Puzzu in fallo laterale, rimessa ancora per il Lipunti con Ruiu. Ruiu gioca su Usai, contrastato da De Murta, quindi Perriale, Cocco, finte su Valpablo, poi gioca all'indietro la Nuorese con Peana, da Peana Rocuzzo, lungolinea, era un invito per Perriale ma troppo lungo anche in questa circostanza. Riparte la squadra sassarese con Canalis nella zona di Borrozzu, altro contrasto con Manfredi che finisce a terra, quindi probabilmente così è. L'arbitro va a fermare il gioco per un colpo al volto subito da Manfredi. Si rialza il centrale ex Valle d'Oria. E l'arbitro fa cenno al massaggiatore della Nuorese che non c'è bisogno di entrare in campo. Pallone che verrà scodellato.
con il Lipunti che lo gioca corto con Valpablo. Da questi a Chessa, il lancio a cercare Borrozzu, la sponda di Borrozzu mette in movimento Viale. Viale lungo linea, intercetta Tuccio, quindi De Murtas ancora con Tuccio, quindi Cocco. De Murtas esce bene la Nuorese con Rocuzzo che serve Ragazzu. Ragazzo allarga su Puzzu, va via Puzzu a Ruiu. Riesce a tenere il pallone, a servire Rocuzzo, fermato, può ripartire lì punti con Usai, fase un po' confusa. Diamo a Sara sul settore di sinistra. Sara va via a Peana, gioco di gambe anche su Puzzu, poi il tentativo di servire Ruiu è impreciso, ma ancora lì punti che può giocare con Moro. Il suo lancio lungo viene intercettato da Tuccio, quindi c'è Bulla, da Bulla a Rocuzzo. Rocuzzo gioca all'indietro su Manfredi, su Tuccio scusate, da Tuccio a Cocco, a spazio Cocco, Ragazzo è in fuorigioco, Cocco per questo motivo non gli serve il pallone, scarica invece su Perriale, sul settore di destra il cross basso di Perriale messo fuori da Moro, quindi Asara all'indietro, nella zona di Ruiu, dialogano i due giocatori del binario di sinistra, qui passaggio impreciso di Asara, arriva Cocco in chiusura, Cocco deve poi arretrare per difendere questo pallone da Usai, arriva l'intervento falloso di Usai su Cocco, l'arbitro va a redarguire il numero 11 del Lipunti, resta a terra invece il capitano della Nuorese. Quando siamo al 26esimo minuto di questo secondo tempo, 3-0 per la Nuorese, e certamente il gol di Ragazzo in apertura di ripresa ha ulteriormente tagliato le gambe al Lipunti. Tanto Cocco, azione personale, scarica sulla destra per Puzzu, il cross di Puzzu, pallone che è uscito, in qualche modo Canalis era riuscito a respingere. Intanto c'è un altro cambio per il Lipunti, sta per entrare il numero 16 Madeddu. Ed è Asara il giocatore che lascerà il posto a questo giovanissimo calciatore degli punti, classe 2003. Se non altro Mister Salis sta dando un minutaggio anche ai giocatori più giovani. Tanto si attende l'autorizzazione del signor Isu per la ripresa del gioco. Il rinvio di Canalis, palla che spiove all'altezza della linea di metà campo, ci arriva Periale, poi Moro per Borrozzu, pallone che scorre e qui è fondamentale la chiusura di Manfredi, ma c'è anche la segnalazione dell'assistente per un fuorigioco probabilmente di Usai. Dunque gioco fermo e calcio di punizione in favore della Nuorese. Sulla palla Congiunti. La battuta di Congiunti nella zona di Periale, anticipato da Ruiu, quindi De Murtas alimenta l'azione di testa, ancora Ruiu, quindi Puzzu alza il pallone verso Periale, buono il controllo del giocatore argentino, le finte di Periale, il colpo di tacco per Rocuzzo, pallone al centro, ci prova Bulla al volo, palla che finisce in calcio d'angolo per la deviazione, se non andiamo errati, di Manca. Altro corner in favore della Nuorese, con il solito Fabio Cocco sul punto di battuta. Palla battuta al centro da Cocco, arriva Borrozzu a respingere, Bulla ci prova al volo,
in qualche modo spazza via la difesa del Lipunti. Adesso c'è un buon contropiede per la squadra sassarese, ma c'è anche la chiusura da applausi di Roccuzzo. Questo poteva essere davvero un buon contropiede per il Lipunti, ha letto benissimo la situazione Roccuzzo. Siamo dall'altra parte con Periale che la mette al centro, arriva Moro di petto a mettere fuori e poi a perfezionare il disimpegno. Adesso prova a ripartire il Lipunti, lo fa con Fini allarga nella zona di Viale, quindi c'è Valpablo allarga sulla sinistra dove c'è il numero 16 Madedu che invita all'azione Usai, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo Usai, non ci riesce ma guadagna il calcio d'angolo sulla pressione di Puzzu. Dunque corner per la squadra ospite, si prepara a entrare un altro giocatore per il Lipunti, si tratta di Stefano Usai, maglia numero 20. Prima del cambio però sarà da battere questo corner da sinistra, il pallone al centro nella zona di Congiunti che respinge con i pugni, mette in movimento Cocco che può partire in solitudine. Cocco vede dall'altra parte l'inserimento di Bulla avanza verso l'area di rigore, poi tira da fuori area, palla lontana dallo specchio della porta. Non si è fatto ingolosire dall'1 contro 1 Alessio Bulla, ha scelto la conclusione di prima intenzione con palla finita abbondantemente a lato. Intanto è entrato il numero 20 Stefano Usai. Intanto c'è un cambio anche per la Nuorese. Sta per entrare Piredda per la squadra verde-azzurra. E a lasciargli il posto è Mauro Ragazzu, salutato dall'applauso del pubblico. Anche oggi c'è la firma del numero 9 della Nuorese, la doppietta di Mauro Ragazzu, prima sul calcio di rigore, poi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Altro cambio intanto per i verde-azzurri con Porcu che subentra a Puzzu, mentre appunto Piredda entra al posto di Ragazzu. I due nuovi entrati dovrebbero andare a sistemarsi. Vediamo Piredda sulla fascia destra e Porcu in mezzo al campo con Cocco che va a giocare a supporto di Periale. Adesso è lui il centravanti della Nuorese. La battuta di Canalis, arriva l'anticipo di Tuccio, quindi Bulla, toccato duro da Manca. Calcio di punizione in favore della Nuorese. Vediamo De Murtas che lancia su Periale. Periale difende il pallone, poi gioca all'indietro per De Murtas. Gira su se stesso De Murtas, lancia Tuccio, qui la chiusura elegante di Chessa, quindi Viale pressato da Tuccio, guadagna un calcio di punizione, batte subito Viale, mette in movimento il nuovo entrato Stefano Usai, messo giù fallosamente ma si prosegue per il vantaggio. Ceruglio ha spazio per il sinistro, palla che finisce abbondantemente alta sopra la traversa, non c'è deviazione e ci sarà dunque rimessa da fondo campo. Congiunti invita i propri compagni a salire, batterà a lungo l'estremo difensore della Nuorese.
battuta che supera la linea di metà campo, c'è Periale di testa, Piredda mette giù Piredda, perde poi il contrasto con Fini, Fini mette per Ruiu, lungolinea sulla sinistra a cercare l'inserimento del numero 16 Madeddu, che guadagna il calcio d'angolo andando in pressione su Peana. Dalla bandierina c'è proprio Emanuele Fini. Traiettoria uscire per Fini, pallone al centro troppo basso, svirgola Peana, poi sbaglia anche Congiunti che si salva in due tempi. Aveva perso il controllo della sfera il portiere della Nuorese, che ha avuto comunque il riflesso giusto per impadronirsene. Altra battuta lunga a cercare Bulla, anticipo di Manca, quindi il colpo di testa di Madeddu poteva essere una buona sponda per Borrozzo, ma legge bene la situazione Congiunti. Riparte il Lipunti con Valpablo, palla lunga a cercare proprio Madeddu, da questi a Manfredi, anticipato anche Cocco, Madeddu torna sul pallone, mette in movimento Viale che poi perde l'attimo e consente a Tuccio la chiusura difensiva. Tuccio guadagna anche una rimessa laterale. La battuta di Tuccio a cercare Periale, la sponda per Cocco, anticipato da Valpablo, ancora Periale in possesso palla, viene chiuso, quindi Manca, azione confusa, può ripartire però la Nuorese con Porcu allarga su Piredda, sbaglia la misura del passaggio, arriva Ruiu, da Ruiu a Madeddu, pallone in avanti, ma chiude bene anche in questa circostanza la Nuorese con Rocuzzo, quindi Peana. Il lancio lungo di Peana a cercare Cocco e in controllo Chessa che facilita l'uscita di Canalis, porta il pallone fuori dall'area all'estremo difensore del Lipunti. Pallone in avanti a cercare Stefano Sai per Borrozzu, Borrozzu viene anticipato da Rocuzzo che poi evita il calcio d'angolo, mette il pallone in avanti dove non ci sono giocatori della Nuorese, c'è Ruiu che prova ad alimentare l'azione sulla sinistra, Ruiu cerca di guadagnare il fondo, mette il cross, fa buona guardia Manfredi che mette il pallone in calcio d'angolo. Buona iniziativa questa di Ruiu sul settore di sinistra, ma in pieno controllo la difesa della Nuorese che ha concesso davvero poco agli avversari in questa partita e ha avuto il merito di sfruttare le occasioni che sono capitate. 3 gol realizzati e anche un palo colpito da Mauro Ragazzo, qui a vuoto Congiunti, attenzione perché tenta la battuta Moro, arriva un difensore della Nuorese sulla linea e attenzione perché adesso c'è spazio per una ripartenza 4 contro 1, addirittura c'è Piredda che allarga nella zona di Cocco, forse è troppo largo, Cocco riesce comunque a rinvenire sul pallone, Cocco, la giocata per Bulla, legge bene la difesa del Lipunti, spreca una grande occasione la Nuorese in contropiede. Riparte adesso la squadra verde-azzurra con calma, con Rocuzzo, quindi De Murtas lancia nella terra di nessuno, intanto c'è anche un altro pallone in campo. Secondo pallone messo fuori, può ripartire il Lipunti con Canalis. Lancio lungo di Canalis nella zona di De Murtas, serie di batti di testa, De Murtas, quindi Bulla per Piredda, da questi a Periale,
efficace l'intervento di Andrea Chessa, la mette in fallo laterale. Nuorese che dà sempre l'impressione di essere pericolosa in queste ripartenze, con il Lipunti fisiologicamente sbilanciato nel cercare, se non altro, un gol per riaprire la partita in questi ultimi minuti. Impresa davvero ardua, ma comunque nel calcio può davvero succedere di tutto. Qui Rocuzzo, Piredda e Porcu dialogano i due, Piredda riesce a tenere il pallone in campo, va via Usai in un primo momento, poi con il fisico il numero 20 degli punti riesce a fermare l'esterno d'attacco della Nuorese. Qui sbagliata però il passaggio, prova a intervenire Rocuzzo, quindi Ruiu in scivolata sul centrocampista argentino, pallone in fallo laterale. De Murtas apre nella zona di Tuccio. Tuccio prova a sfondare sulla sinistra, arriva l'intervento di Viale, vediamo cosa decide il guardalinee, la rimessa è per la Nuorese. C'è stato dunque il tocco di Viale sull'iniziativa di Tuccio. Chiede palla a Periale, la ottiene. La Periale a Tuccio, prova a sfondare Tuccio, si chiude la difesa del Lipunti, quindi Peana in anticipo su Borrozzo, quindi Porcu. Da Porcu a Rocuzzo, scalato nel ruolo di terzino destro. Ancora Porcu ha spazio per andare alla conclusione, ma c'è il recupero efficace di Usai, poi prova a ripartire il Lipunti con il solito Ruiu, da Ruiu a Fini, pallone per Borrozzo, riesce a farla passare, poi però c'è il raddoppio efficace di Manfredi a mettere fuori, quindi Canalis ad alimentare l'azione, serve Moro, pressato dall'intervento di Periale, se non andiamo errati, quindi ancora Nuorese in possesso palla con Bulla, si gira bene Bulla, quindi Porcu, pallone intercettato, riparte la Nuorese con Peana che allarga a sinistra nella zona di De Murtas, in anticipo manca, quindi Val Pablo, De Murtas gli sporca via il pallone, quindi Tuccio, da Tuccio a Bulla, prova Bulla a far proseguire la sfera, legge bene la situazione Val Pablo. I punti che resta in zona d'attacco con Viale, da Viale a Fini, la pressione di Bulla è efficace, quindi Porcu, impreciso il passaggio per Periale, quindi Moro, a Moro al numero 16 Madeddu, ingaggia il duello con Rocuzzo, lo vince Madeddu in un primo momento, poi c'è il ritorno efficace di Rocuzzo, pressato da Madeddu e da Usai, non c'è fallo, anzi sì, arriva adesso il fischio dell'arbitro, pregevole dobbiamo dire il tiro a gioco fermo di Stefano Usai che è andato a insaccarsi dall'altra parte. Intanto c'è un altro cambio per il Lipunti ed è pronto a entrare Riccardo Peana, omonimo del centrale della Nuorese. Vediamo chi sarà a lasciare il campo. Insomma, la lavagnetta non viene mai girata verso di noi e il giocatore sostituito è uscito dall'altra parte del campo. Probabilmente si tratta di Fini, ci sembra di vedere una sola cifra sul pantaloncino del giocatore che sta lasciando il campo. Fatto sta che è entrato Riccardo Peana nel Lipunti, quindi De Murtas gioca su Periale, pallone in profondità per Cocco, intercettato da Moro, poi Piredda accompagna l'uscita della sfera in out, si accontenta della rimessa il giocatore della Nuorese. Quando siamo al 43esimo minuto, ancora 2 minuti più recupero da giocare qui allo stadio Franco Frogheri, con la Nuorese avanti per 3-0, questo è il riepilogo dei gol. Bulla al 13esimo del primo tempo, quindi Ragazzu su rigore al 35esimo sempre della prima frazione e di testa all'8° della ripresa ad anestetizzare il match e a incanalarlo verso la squadra di casa.
3 punti importanti per la Nuorese, che prosegue la sua corsa verso le posizioni di testa. La capolista Ferrini è lontanissima, ma nelle ultime settimane i verdi-azzurri hanno guadagnato qualche punto sulle altre inseguitrici, che invece stanno lasciando qualche punto per strada. È il caso del Taloro, ma anche del Sant'Elena, che ha perso nel recupero giocato mercoledì contro l'Arbus tra le mura amiche per 2-1. Tante squadre in lizza per le prime posizioni, abbiamo detto della Nuorese, del Taloro, del Sant'Elena, ma anche lo stesso Arbus e il Ghilarza, senza dimenticare il Castiadas, che gli addetti ai lavori davano tra le favorite di questo campionato. Castiadas che nella giornata di ieri ha ottenuto un prezioso successo per 3-2 al Maristiai contro il Taloro, falcidiato dalle tante squalifiche combinate dal giudice sportivo in settimana, e senza dimenticare anche la Villa Cidrese, che dopo un periodo di appannamento e il cambio alla guida tecnica sembra aver ripreso lo smalto della prima fase della stagione con 2 vittorie consecutive. Lipunti che invece resta al palo, ultima in classifica con 4 punti. Sicuramente si aspettava di più la dirigenza dal rendimento di questa squadra, che dovrà rimboccarsi le maniche per cercare di risalire la classifica e ottenere l'obiettivo salvezza, cosa a questo punto non semplice, ma c'è ancora tanto da giocare. Ci sono ancora 22 giornate in questo campionato maratona, che di fatto conoscerà poche soste da qui a metà aprile, quando si arriverà alla conclusione della stagione regolare. Intanto calcio di punizione per il Lipunti, c'è Val Pablo sul pallone, 2 uomini in barriera per Congiunti, saltatori a centro area. Vediamo se arriverà il sussulto d'orgoglio della squadra ospite. Va Val Pablo al centro, esce Congiunti, quindi prova ad alimentare l'azione Viale, lo fa in maniera fallosa e dunque sfuma questa opportunità per la squadra di Cosimo Salis, se non altro di realizzare il gol della bandiera. Ci avviciniamo alla chiusura di questa partita, con la Nuorese avanti per 3-0. Tanto Congiunti chiede lumi all'arbitro sul punto di battuta, arbitro che guarda il cronometro. Non dovrebbe mancare tanto alla fine, non abbiamo visto la segnalazione del recupero. Qui c'è la sponda di Periale a cercare Bulla, qui Chessa gioca troppo con il pallone, Bulla riesce a guadagnarsi un calcio di punizione, rinviene il numero 7, battibecco con Andrea Chessa, capannello di giocatori intorno all'arbitro. Non ci sono neanche stavolta provvedimenti disciplinari. Cocco sul punto di battuta, siamo più o meno ai 30 metri. Cocco, De Murtas e Periale sul pallone. Vediamo chi si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. Sarà il capitano Fabio Cocco e probabilmente andrà a cercare direttamente i pali della porta di Canalis. Va Cocco, palla alta sopra la traversa, e sulla punizione del capitano della Nuorese finisce la partita con la vittoria della Nuorese per 3-0 sui punti. 3 punti preziosi per scalare la classifica. Rimandata ancora la vittoria per il Lipunti, che resta al palo all'ultimo posto in classifica. Noi siamo in chiusura, ringrazio Luca Multineddu per la collaborazione alle immagini e alla regia, ringrazio il pubblico che ci ha seguito da casa, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.